Si è concluso ieri il cammino della consapevolezza e della solidarietà per sconfiggere insieme l'Alzheimer e il Parkinson, promosso dall'Associazione Alzheimer di Caltanissetta in collaborazione con quella di Agrigento, nel contesto del progetto americano The Temple Project di Vincent Simone. Dopo la percorrenza della via Francigena da Palermo ad Agrigento, iniziata lo scorso 21 giugno, sabato l'arrivo in città, domenica manifestazione conclusiva alla presenza dei familiari al tempo di Esculapio, considerato dio greco della medicina, e saluto finale ai pellegrini. È stata un'avventura fantastica, devo dire, e il cammino è stato impegnativo, parecchio impegnativo, ci ha messo alla prova dal punto di vista soprattutto fisico, perché arrivato a un certo punto a livello psicologico ci davamo supporto l'un con l'altro e non solo ci davamo supporto, ma eravamo anche incoraggiati da quella che era la missione di questo cammino, ovvero sensibilizzare le persone e cercare di creare delle situazioni di aggregazione per ciò che riguarda la sensibilizzazione sulle malattie di Alzheimer e di Parkinson. It's been fantastically hard. È stato un viaggio estremamente difficile ma allo stesso tempo molto bello per me e anche per i miei compagni di viaggio. E per noi è una gioia sapere che le associazioni locali stanno partecipando in tutto questo con noi. Sicuramente quello che porterò indietro negli Stati Uniti e a New York è proprio la percezione di famiglia, di condivisione, l'aiuto reciproco, questo amore onnipresente che si percepisce qui. Con questo viaggio si conclude un capitolo di sensibilizzazione, si conclude un progetto, però in futuro ne aprirò un altro capitolo, aprirò un nuovo libro che sarà ancora più difficile, più impegnativo, ma sarà un progetto diverso. Noi come associazione il ruolo minimale dell'accoglienza della nostra città, di un percorso che comunque è iniziato da lontano e che io mi auguro veramente sia diffuso con le immagini che il nostro amico Enzo Simone, l'ideatore del progetto, e con questo percorso ultimo sulla Francigena da Palermo ad Agrigento sia veramente una di spinta, di stimolo, di sollecitazione per tutti quegli organismi, per le istituzioni, perché veramente ci si risvegli dal torpore in cui ancora versano alcune situazioni, dal fatto di poter attenzionare le malattie di Alzheimer e anche il Parkinson, perché si diano le giuste risposte a queste famiglie, perché ci siano dalla ricerca anche la sollecitazione per cure definitive, non le cure palliative purtroppo che sono ancora solo oggi. E quindi mi auguro che veramente ad Agrigento, dal Tempio d'Esculapio che è stato scelto perché Dio della medicina, si possa ripartire per una spinta ulteriore allo sviluppo e alla nuova ricerca per definire, per sconfiggere definitivamente queste malattie. In questo momento io vorrei rivolgermi esclusivamente alle famiglie che hanno a casa persone con Alzheimer o con Parkinson, perché loro devono capire che oggi siamo tutti all'aperto, ci sono persone con l'Alzheimer, non bisogna tenerle dentro le proprie mura, sono loro che devono sensibilizzare le istituzioni che spesso sono assenti, invece che aspettare che le istituzioni si muovano. Io mi rivolgo alla signora Maria, Giuseppe, Gerlanda, tutte quelle persone che sino adesso hanno avuto timore per vari motivi di uscire allo scoperto. Contattateci anche all'associazione d'Alzheimer Via Dante 63, siamo a vostra disposizione con i limiti delle nostre possibilità, perché i vostri cari hanno bisogno di essere ascoltati, perché se hanno perso la voce, se hanno perso la memoria, non hanno perso la dignità. Nell'ambito della disponibilità dei fondi, che è molto ristretta, sicuramente noi siamo assolutamente vicini a queste categorie di persone fragili, parliamo soprattutto dei malati di Alzheimer, malati di Parkinson, e in generale delle persone anziane, che sono fondamentalmente quelle che diciamo più di altre sono colpite da queste patologie. Oggi per esempio abbiamo voluto essere presenti e abbiamo voluto dare il benvenuto a queste persone che vengono da tanto lontano e che hanno scelto
con una scelta veramente evocativa, quella di venire al Tempio di Esculapio, il Tempio di Esculapio che era il Tempio del Dio della Medicina, proprio per dare maggiore forza, maggiore intensità a questa vicinanza, a questa necessità di aiuto a queste categorie. This has been a major. Questo è stato un viaggio molto importante ed impegnativo, una sfida continua. Ci siamo allenati tantissimo per affrontare questo viaggio, ma soltanto una volta arrivati qui e una volta affrontate tutte le salite molto dure e affrontata la fatica del viaggio, ci siamo resi conto effettivamente di quanto sia difficile. Abbiamo capito quanto fosse anche impegnativo superare tutte queste sfide. Questi nostri limiti, anche limiti proprio fisici, però ci siamo riusciti. Una volta arrivati alla conclusione del viaggio siamo stati sopraffatti dalle emozioni e ci siamo resi davvero conto del peso che ci portavamo dietro, non soltanto durante il viaggio, ma il peso che ci portiamo dietro tutta la vita. Noi vogliamo che con questo viaggio sia fatto un segno per cambiare la vita sia di chi è affetto dalle malattie come il Parkinson o l'Alzheimer, perché noi sappiamo esattamente cosa significa convivere con questa condizione. Io per esempio sono affetta dal Parkinson, mio padre è morto nel 2013 di Alzheimer, quindi so esattamente cosa significa convivere con queste condizioni e quindi vogliamo che venga trovata una cura e che venga trovata una soluzione anche per le famiglie che convivono con questa condizione. La Croce Rossa sempre presente in queste occasioni ma anche in altre. Sì, questa attività che ringraziamo l'associazione AISMER per averci chiamato e anche l'amico Enzo Simone Italoamericana per questa splendida iniziativa qui al Tempio di Esculapio, il Tempio dei Medici, e noi come Croce Rossa siamo presenti.